Buongiorno Italia. Allora, prima di tutto questa è una puntata storta, infatti vedi che è tutto storto. Seconda cosa, un po' di dietro le quinte, un po' di cassi miei, no? Un po' di dettagli, no? Che ti piacciono tutte le cazzatine. Allora, cazzatine, sto partendo per, anzi sono partito per la Puglia per, no, devo guardarla, per montare i mega pannelli, le batterie, l'inverter, il parallelatore, questo, quello e quell'altro, eccetera eccetera. Sono fermo a Mira perché sembrerebbe, se qualche Dio vuole, che ho scambiato il Surface di cui non me ne facevo più niente, ormai mi ero rassegnato, ho detto vabbè, lo attacco al muro, ci guardo i film dal letto, per un drone che a me piacerebbe tanto. Sto parlando del Mavic Pro, non è il Mavic Pro 2, quello sarebbe effettivamente un po' un sogno, però diciamo gente disposta a scambiare il Mavic Pro 2 con il Surface, ovviamente anche con l'aggiunta di soldi in contanti, non ce n'è stata, e quindi speriamo bene per sto ragazzo o ragazza, non si sa. Lo sto aspettando qua da un bel pezzo, lui adesso è impegnato o impegnata al lavoro, che sta aspettando di smollarsi, non si sa se viene tra un'ora, tra 6 ore o domani mattina. Comunque se entro domani mattina tipo alle 10 non c'è, vaffanculo, io prendo e parto. E altra cosa, sto andando giù in Puglia dalle parti di Taranto, ho visto delle foto di quei mari bellissimi e allora mi sono detto, ciao, cosa faccio? Se porto il cane, sporto il CP, non posso più andare in quei posti che alla fine, insomma, chissà quando ci ritornerò. E allora CP, cosa abbiamo fatto? Non so, se è un casino. Digli, come faremo ad andare al mare io e te? Non lo so se gli amici di Taranto vogliono il CP in mare. Comunque se non vogliono il CP in mare, digli CP, niente spiaggetta, stiamo io e te. È un po' stanco, vero CP? Perché durante tutto il viaggio hai controllato molto la strada, infatti la sentivi scagnidare. Poi abbiamo visto il cavallo. Ti piacciono i cavalli? Ma sì! No, non sono qua i cavalli, erano di là. Però prima che li abbiamo visti, insomma, a te è un animale che interessa il cavallo, no? E quindi racconta che hai visto il cavallo, insomma. Non tutti i cani possono vedere il cavallo, quindi racconta: Italia, ho visto il cavallo. No, non è molto convinta, vabbè, comunque perché ti sto facendo sto video? Beh, avevo voglia di chiacchierare e raccontarmi le solite cose, però insomma sinceramente il punto è che mi annoio, porca miseria, da ore che aspetto qua. Per carità, è bella anche Mira, sono dove c'era quella villa, oddio, aspetta che faccio la figura di cacca se dico Villa Varda e non è Villa Varda. Che villa era questa qua, Mira, bellissima, che abbiamo fatto la puntina dall'esterno, però è anche la volatina col drone, ti ricordi che sono arrivati gli autisti delle Corriere a ciacolare? Non lo so, vabbè, comunque siamo qua. C'è un ragazzo che mi guarda, probabilmente avrà gusti un po' strano sessuali, oppure sta guardando la mia fotocamera, non lo so. No, impegnato, grazie. No, tutto a posto, tutto a posto. Vabbè, dai, neanche però star qua a parlare del niente, quindi adesso spengo e continuo a annoiarmi da solo. Buongiorno Italia, oggi è il 9, ok, siamo praticamente già a Fano. Ho trovato questo parcheggetto qui, che mi sono buttato il camper qua un attimo, ho fatto il giretto in spiaggia col CP. Vero CP, sentila che ansia, ma sì, perché ha fatto le corsette. Bro, on your boards and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hey, this on the party way. Let's take over the other way. Hey, this on the party way. Look, take. He's taking it. Don't be clubbed by the queen. Sosta Italia, lo so che non ti sto facendo vedere tanti bei posti, però come ho già anticipato, mi pare nel gruppo delle puntine, non avevo voglia di visitare, di andare in giro. Sto andando fino a Taranto a fare tutti quei chilometri proprio perché c'è questo installatore, diciamo, che mi ispira fiducia. Qui sono a Porto Sant'Elpidio, no, devo andare a Porto Sant'Elpidio, sono a Castelfidardo. Mamma mia come pesa sto stabilizzatore, mi verrà
dei bicipiti grossi come una casa, porca miseria. Se può essere interessante, Pullmin con 40 euro di gasolio, cosa siamo? Metà ottobre 2019, ha fatto, quindi 1,4 euro e rotti, ha fatto circa 350 km abbondanti, quindi non lo so se è buono, devo ancora fare i calcoli. Certo che lungo tutta l'Adriatica, non so se l'hai mai fatta, praticamente c'hai sempre il treno, no? Quindi in tanti punti, tutti i punti per andare in spiaggia, al mare, devi usare dei sottopassaggi. A volte, diciamo, sono da passare in auto col veicolo e capirai che col camper non ci si passa, quindi è sempre un po' un'impresa coi camper, hai capito? Cioè, tipo io e CP prima l'abbiamo lasciato, cos'era, tipo un distributore, una roba del genere, siamo andati a piedi. Certo che guarda qua, gasolio 1,4,79, nel distributore prima l'ho pagato 1,3,99. Sole roseo sul cielo ceruleo, tradotto tramonto frocio. Cioè è tanta toppa locale qui, poi diventa così, vedi come quella lì. Col tempo d'altronde, non so in che città siamo, ma un traffico, mamma mia, tutto un semaforo. Da una parte so che questa è una cosa che non interessa a nessuno, giustamente, però se avessi qualcuno qua seduto in parte direi, oh guarda che traffico, guarda semafori. Aggiungo inoltre che questa città a me sconosciuta non mi dà per nulla sicurezza, quindi io chiaramente non dormo qua. Ma c'è un super castello di là, dai che dormiamo qua! No dai, vediamo, si vede il castello? Vedere il castello? No, non è di qua, e allora probabilmente dopo là. È che ci hanno costruito tutto il deturpamento qua che mi nasconde il castello. Ok, il castello che dicevo io è la Torre dei Gualtieri, che pensavo che Gualtiero fosse un nome tipico nostro veneto, invece no. Che sei anche qua Gualtiero che ha fatto anche il castello? Toppa locale, te la stavo anche prendendo su, te la portavo proprio. E tu mi dici, sì, ma toppa locale di dove? T'ho detto, no, la città, quella che non mi ispira fiducia, quella col traffico, i semafori. Giustamente sono le 18:37, quindi mona io che mi sono messo in viaggio. Credo che eravamo / quella sopra il tasto del 7, siamo a Grottammare. Sì, non quella là del film, no, quella era Castellammare. Che bello, tutto con le palme, Miami, yeah! Guarda che bello, forse si riesce a vedere che si iniziano a vedere le città illuminate. A me fa sempre tanto viaggio sta roba, perché mi pare che l'avevo già detto, no, tempo fa. Di quando tornavo a casa dalla montagna in macchina, in moto, no? Che era sera, iniziavi a vedere nelle montagne tutte le lucette. A me riporta indietro in quegli anni che erano fantastici, era tutto enfatizzato al massimo e che non mi drogavo, cioè era proprio una roba così naturale, proprio l'enfasi della gioventù. Dai, va che tramonto, guarda, curatelo, va che roba! Riesci a vedere? Ma sì, un po' più giallognolo in fotocamera, no, è uguale, bello. 3, 2, 1, tac, eccoci qua in Abruzzo, buongiorno Abruzzo, buongiorno Singano.